Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti rumorosi a questa serata qui al Teatro Verdi Cesena. Grazie davvero, io vengo poco da queste parti, per cui è una cosa che mi riempie di orgoglio, devo dire la verità, sono veramente contento, anche perché ho visto che arrivando a Cesena, dopo un po' che non venivo, non è cambiato assolutamente un cazzo. No, intendevo come viabilità, è bello, ho visto che state facendo delle cose nuove, è bello, delle rotonde nuove, bravi, bravi che ci vogliono, sono importanti. Il Tom Tom si è messo le mani nei capelli. Perché? Io mi chiedo perché. Si arrivava così bene qui. Perché? Che già quando ho digitato sul Tom Tom Cesena è venuto fuori un omino che mi ha detto: sei sicuro? Cesena, Cesena. Perché? Perché complicarci la vita così, Una strada che va nel niente, quell'altra che non si sa dove vada. Il Tom Tom si è staccato la spina da solo quando sono arrivato qua vicino. Mi ha detto: chiedi a qualcuno perché io non ne posso più, cazzo. Guarda che state andando bene, devo dire la verità, state andando bene. Vi batte Reggio Emilia. Reggio Emilia vi batte, sì. È stato poco tempo fa a Reggio Emilia e lì devo dire la verità, quando esci hanno questo bel ponte bello, fatto Calatrava, architetto spagnolo, bello, nel nome c'è già un destino, Trava. Ti arrivi a Reggio Emilia e fai circa 22 rotonde, il Tom Tom lì si fonde, si arrende completamente, proprio, già alla seconda lo vedi che fa, vai dove ti pare, tanto io non ho parole. E io ho parlato anche con l'assessore al turismo e alla viabilità di Reggio Emilia e lui mi ha detto: ha visto quante rotonde? Dico sì. Ho vomitato, ho visto. Fortuna che sono partito per tempo, cazzo. Ho detto: e pensi che nel 2010, entro il 2010, ne faremo altre 15? Io gli ho chiesto: dove? E lui mi ha fatto: un posto lo troviamo, cioè, non lo sanno, però cazzo le devono fare. Sono quelle cose che le fanno per forza, per forza. A Bologna ho capito, perché a Bologna hanno un senso, hanno fatto le rotonde a Bologna, ma hanno un senso. A Bologna il sindaco si era trovato di fronte ai lavavetri, un casino, poverino, non sapeva come districarsi, come venirne fuori, e se gli faceva la multa era razzista, rotonde. E se te ci pensi, il lavavetri ha il senso di esistere se la macchina si ferma lì. Ma se la macchina non si ferma, o sei Valentino Rossi in piega che riesci a pulire il vetro, se no il camion dietro ti pialla. È un attimo, capito? Si vive di contraddizioni, sinceramente, siamo seri. Viviamo anche di contraddizioni, perché anche a Bologna adesso stanno facendo il Civis. Tram su gomma, autobus. Tram su gomma è un autobus, corriera, è un autobus. Già ci avevamo provato con la metropolitana di superficie, treno. Si chiama treno, cazzo. Perché non vogliamo chiamare le cose col suo nome? Guarda che stiamo addentrandoci in un momento che dà quasi infin fastidio, E tutto quanto viene coadiuvato e nell'imbuto magistrale, voi non so perché siete qui, evidentemente non c'era un cast in televisione stasera di buono, da vedere, perché è la televisione che ormai ci fa la vita. Ed è vero. Ed è anche triste da un certo punto di vista, perché quello che passa in TV esiste, il resto no. Se ci pensi è triste. Io ne ho avuto la prova, io ho fatto Zelling, dicono tutti così, o Zengling, come dice mia nonna, che esagera proprio. Alla seconda puntata un mio amico mi ha mandato un messaggino scrivendo: adesso sì che sei bravo. E gli ho risposto: adesso sì che so che sei una testa di cazzo, perché mi conosci da 20 anni. No, io non voglio mica dire, però cazzo un minimo,
E nell'immaginario collettivo adesso sei arrivato a essere sburone oltre ogni limite, sei una persona che la riconoscono tutti per la strada, la patacca ti... Chi? Ti riconosce chi? Fatto una serata cattolica. Scendo dal palco, mi si avvicina uno sorridendo e mi dice: bravissimo Pistocchi. Oh, grazie. Sarà una soddisfazione. Stai zitto, se non sai chi sono, stai zitto. Non solo mai scambiato per un altro, hai anche sbagliato il nome di quell'altro, cazzo. Hai riso, basta, sei già contento così. Saranno robe.